Il Papa in Romania, incontro mariano con la gioventù e le famiglie nel piazzale del Palazzo della Cultura di Iasi. Il Papa Francesco ha invitato tutti a restare radicati nella propria storia per aprire strade che ricordino l'appartenenza di figli e fratelli. Le tristi vicende del passato non siano ostacolo alla convivenza fraterna, l'invito formulato da Papa Francesco durante la messa nel Santuario Mariano in Transilvania. Apre domani Campus Belpiano. Le strutture della Fondazione Zeme a Borzonasca ritrovano la loro vocazione originale. Saranno luogo di formazione e aggregazione per giovani e famiglie. 29 anni di storia in mezzo alla gente. Si celebra domani la giornata diocesana per Tele Radio Pace. Le offerte raccolte nelle messe aiuteranno l'emittente a continuare il suo servizio. Virtus Entella, un anno dopo il presidente riconvoca, incolmata a Chiavari i sostenitori, la festa per la riconquista della Serie B e i primi progetti per il futuro. Nessuna rivoluzione, annuncia Gozzi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio. Oggi dunque con l'incontro mariano con i giovani e le famiglie si è concluso oggi pomeriggio il secondo giorno del viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania. Domani il Santo Padre celebrerà la Divina Liturgia al campo della Libertà di Blaj e beatificherà i 7 vescovi della Chiesa greco-ortodossa di Romania martiri del comunismo. Quindi incontrerà la comunità rom e nel pomeriggio alle 16:30 si congederà dalla Romania dall'aeroporto di Sibiu. Oggi nel pomeriggio l'incontro con i giovani e le famiglie, ancora prima la visita alla cattedrale di Iasi. Vediamo. Prosegue con ritmi intensi il 30° viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania. Dopo la messa al santuario mariano di Sumulei-Ciuc questa mattina, il Papa oggi si è spostato in elicottero a Iasi, una delle città più antiche della Romania, importante centro economico e politico della Moldavia. La prima tappa è stata la visita alla cattedrale di Santa Maria Vergine Regina. Qui ha salutato oltre 600 persone anziane ed ammalate e ha sostato a lungo sulle reliquie del beato martire Anton Durcovici, vescovo di Iasi dal 1947. Perseguitato dal regime comunista che si oppose alla sua nomina episcopale, Durcovici morì in carcere nel 1951. Il Papa non si è sottratto agli abbracci e allo scambio di parole e di sorrisi con le persone che affollavano la cattedrale per incontrarlo. Subito dopo il trasferimento al Palazzo della Cultura per l'incontro con la gioventù e le famiglie. Sul piazzale del palazzo il Papa ha ascoltato la testimonianza dei nonni Elisabetta e Johan, della giovane coppia Alexandra e Gabriel e del giovane studente Eduard, in un'atmosfera di casa, come ha sottolineato lo stesso Francesco. C'erano bambini, giovani, coniugi, consacrati, anziani rumeni di diverse regioni e tradizioni, come pure della Moldavia, ma anche fedeli di lingua xango, polacca e russa. Di fronte a questo mosaico di culture e tradizioni, il Papa ha invitato a scoprire tramite lo spirito la gioia e la bellezza dello stare insieme, camminare insieme come fratelli. Un'opera non facile di artigianato, ha detto il Papa, da costruire e trasmettere. Lì dove c'è molto rumore che sappiamo ascoltare, dove c'è confusione che ispiriamo armonia, dove tutto si riveste di ambiguità che possiamo portare chiarezza, dove c'è esclusione che portiamo condivisione, in medio al sensazionalismo, ai messaggi e alle notizie rapide che abbiamo cura dell'integrità degli altri, in mezzo all'aggressività che diamo la precedenza alla pace, in mezzo alla falsità che portiamo la verità, che in tutto privilegiamo l'aprire strade per sentire questa appartenenza di figli e di fratelli. E questa mattina, come avete sentito, Papa Francesco ha presieduto la celebrazione eucaristica al santuario mariano di Sumuleu-Ciuc in Transilvania, concentrando la propria riflessione sul significato della parola pellegrinaggio. Pellegrinare, ha spiegato Francesco, significa sentirsi chiamati e spinti a camminare insieme, chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi e attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione. Significa credere al Signore che viene e che è in mezzo a noi, promuovendo e stimolando la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Sentiamo.
Sabato 1 giugno 2019 è una giornata che resterà impressa nel cuore e nella memoria dei cattolici della Transilvania. I circa 100.000 fedeli presenti hanno sfidato la pioggia per incontrare il successore di Pietro, il primo in visita al santuario mariano di Sumuleuciuc, cuore pulsante della devozione per la Vergine, specialmente per i cattolici di lingua ungherese della zona e di altri paesi. Ogni anno, specie alla vigilia di Pentecoste, arrivano migliaia di persone ai piedi dell'imponente statua alta più di 2 metri della Vergine. Un pellegrinaggio annuale che, ricorda il Papa nell'omelia, appartiene all'eredità della Transilvania, ma onora insieme le tradizioni religiose rumena e ungherese. Vi partecipano anche fedeli di altre confessioni ed è un simbolo di dialogo, unità e fraternità. Tutta l'omelia di Papa Francesco è mariana e ricorda il senso più profondo del pellegrinare. Pellegrinare significa sentirsi chiamati e spinti a camminare insieme, chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi e attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione. Significa disancorarsi dalle nostre sicurezze e comodità nella ricerca di una nuova terra che il Signore vuole donarci. Pellegrinare è la sfida a scoprire e trasmettere lo spirito del vivere insieme, di non aver timore di mescolarsi, di incontrarci, di aiutarci. Pellegrinare significa partecipare a quella marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, carovana sempre solidale per costruire la storia. E la promozione della cultura dell'incontro era stato il messaggio conclusivo lasciato dal Papa ieri al popolo romeno a conclusione del primo giorno del suo pellegrinaggio. Durante la messa presieduta nella cattedrale di Bucarest, Francesco ha chiesto ai fedeli presenti di vivere la gioia che nasce dalla presenza potente di Dio in mezzo a noi. Maria ed Elisabetta, 2 donne che si incontrano ed insieme lodano Dio. Di loro parla il Vangelo nella festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. A loro fa riferimento Papa Francesco durante la messa celebrata nella Cattedrale Cattolica di San Giuseppe a Bucarest. Nel Magnificat pronunciato da Maria, la Vergine si fa portatrice di speranza per gli umili e il Papa di lei indica ai fedeli 3 aspetti. Maria cammina, incontra, gioisce. L'amore materno di Maria fa pensare a tante altre donne che, caricate delle difficoltà di portare avanti l'intera famiglia, continuano a sperare contro ogni speranza. La fede vacilla quando ci si barcamena nella tristezza e nello scoraggiamento. Pensiamo ai grandi testimoni di queste terre, persone semplici che si sono fidate di Dio in mezzo alle persecuzioni. Non hanno posto la loro speranza nel mondo, ma nel Signore. E così sono andati avanti. Vorrei rendere grazie a questi umili vincitori, a questi santi della porta accanto che ci indicano il cammino. Le loro lacrime non sono state sterili, sono state preghiera che è salita al cielo e ha irrigato la speranza di questo popolo. Ora veniamo in diocesi, verrà inaugurato domani, domenica 2 giugno, il nuovo campus Belpiano. Ritornate sotto la gestione diretta della Fondazione Zeme, le strutture che sorgono nel comune di Borzonasca tornano alla loro vocazione originale, ovvero quella di essere un luogo di incontro, formazione e aggregazione per i giovani e le famiglie. Alle 17 ci sarà la celebrazione eucaristica che precederà la festa per la riapertura. Belpiano è pronta ad ospitare i ragazzi dei campi delle parrocchie della diocesi, ma anche famiglie e tutte quelle realtà associative che vogliono vivere qui il tempo di vacanza a stretto contatto con la natura in un contesto accogliente, curato e raccolto. Riaprono le strutture della località di Borzonasca, non si chiamerà più Oasi ma Campus, per quello che vuole ritornare ad essere un luogo educativo e di aggregazione per le giovani generazioni e non solo. Abbiamo scelto questo nome proprio a indicare i campi di, scuola, una volta li chiamavano, chi li chiama vacanze, però sono momenti assolutamente formativi. Gli obiettivi per la fatica bella che stiamo facendo, che abbiamo fatto qui a Belpiano Campus, sono 2. Il primo, il recupero di una piena armonia con gli abitanti del paese e della frazione.
perché non deve essere un'attività malgrado loro, ma con loro e diciamo anche a loro vantaggio. E contemporaneamente con la stessa importanza che fossero a servizio della pastorale giovanile, diciamo in senso ampio, comunque della pastorale, perché avendo dei numeri abbastanza importanti, questo potesse servire a vantaggio di chi ne ha bisogno. In queste ore si stanno portando avanti gli ultimi ritocchi, fra 15 giorni arriveranno i primi campi estivi, mentre ci sono ancora disponibilità per i mesi di agosto e settembre. Le prenotazioni si effettuano direttamente al nuovo responsabile, prete Rinaldo Rocca. 75 in tutto i posti letto a disposizione, oltre agli spazi esterni e il salone. Abbiamo fatto un grosso lavoro di rimessa in ordine, di adeguamento, di aumento dei posti letto autorizzati, bagni, rinnovo di praticamente quasi tutta la parte delle masserizie e quindi diciamo non siamo perfetti perché siamo un po' in fatica a quei tempi e fra 15 giorni cominciano ad arrivare i ragazzi. Voglio ricordare anche i 2 bei campi da gioco che ci sono, uno polivalente e uno soprattutto da calcio, e un bel grande salone che permette di fare attività. È stato convocato per giovedì 6 giugno alle 18 il nuovo Consiglio Comunale di Borzonasca. Il sindaco Giuseppino Maschio presterà giuramento e darà comunicazione della nuova giunta che ha deciso in queste ore. Al primo cittadino le deleghe al personale, servizi sociosanitari, progetto aree interne e unione dei comuni. Fabio Ferretti sarà vice sindaco con deleghe al bilancio, tributi, agricoltura, trasporti pubblici e scolastici. La giunta sarà completata da Rita Deschman che avrà le deleghe all'istruzione, cultura, verde pubblico, turismo e commercio. Questa sera debutterà il primo intervento integrativo a Sestri Levante per potenziare il servizio di sicurezza e vigilanza notturna in città. Grazie ad una convenzione stipulata dal Comune con la discoteca che avvia la sua attività stagionale, verrà ampliata la vigilanza disposta dai locali notturni della zona del porto sino al centro cittadino. Nelle serate di apertura dei locali sarà obbligatoriamente presente un servizio di controllo del deflusso a inizio passeggiata mare che completerà quello fornito dai gestori della zona del porto, consentendo così un presidio fino alla zona del centro della città. Il servizio sarà gestito da Mediaterraneo Servizi attraverso un contributo economico dei locali notturni in relazione alle serate di apertura. Inoltre saranno presenti 4 operatori specializzati attivi nelle 4 notti a settimana più frequentate, il cui compito sarà quello di vigilare sulla tranquillità della Baia del Silenzio e degli arenili pubblici della Baia delle Favole e di Riva Trigoso. Il piano di sicurezza è stato condiviso all'interno della Conferenza del Turismo e sarà finanziato con i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno. A completamento del piano generale relativo alla sicurezza di Sestri Levante, l'estate 2019 vedrà l'introduzione del progetto Spiagge Sicure, che potenzia le azioni di vigilanza e controllo del lungomare e del litorale e al contempo mira al contrasto dell'abusivismo commerciale. Un incidente in A12 nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco ha paralizzato questa mattina il traffico autostradale lungo l'Aurelia. Il fatto è avvenuto attorno alle 8:15. 2 veicoli al chilometro 22 nei pressi dell'uscita di Recco si sono scontrati. Il furgoncino nell'impatto si è ribaltato su un fianco, il conducente è rimasto bloccato con le gambe all'interno. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto il ferito e lo hanno dato in consegna alle cure del servizio 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'avvenuto. L'autostrada è rimasta chiusa per pochi minuti e poi riaperta ad una corsia con chiusura iniziale anche dell'uscita di Recco. Nel corso delle 3 ore successive si sono formati sino a 6 km di coda con intasamento anche dell'Aurelia utilizzata come via di scorrimento alternativa. Ancora cronaca, i carabinieri a conclusione di un'attività di indagine scaturita dopo una querela sporta da un 67enne di Sestri Levante hanno denunciato per truffa aggravata un commerciante di 68 anni gravato da pregiudizi di polizia. L'uomo lo scorso mese di febbraio ha sottoscritto un contratto di compravendita per la permuta di un'autovettura che lo stesso poi non ha rispettato, non versando il denaro richiesto per l'acquisto. A Sestri Levante invece, su richiesta del
personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, i militari dell'Alma hanno proceduto al controllo di un cantiere edile. Una volta all'interno hanno trovato al lavoro uno straniero di 32 anni, operaio edile, sprovvisto dei documenti di soggiorno, che stava effettuando lavori di ristrutturazione di un locale per conto di un artigiano 33enne di Chiavari. Quest'ultimo è stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione e per impiego di straniero irregolare in attività lavorativa, e gli sono state dunque contestate le sanzioni amministrative. Domani, solennità dell'Ascensione, il Vescovo Alberto Tanasini presiederà nel pomeriggio la liturgia dei Vespri nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Alle 17:30 i Vespri, dunque alle 18 la Santa Messa. Nel corso della celebrazione il Vescovo conferirà l'accolitato a 3 seminaristi della diocesi: Simone Garibaldi, Tommaso Mazza, Giovanni Vaccaro. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. E su tutto il nostro territorio domani si celebra la giornata diocesana per Teleradio Pace, un'occasione per pregare affinché il servizio dell'emittente possa proseguire nonostante le difficoltà del settore e le sfide del digitale. Le offerte raccolte nelle messe andranno a sostegno della televisione, tante le parrocchie che hanno aderito. L'occasione per ricordare e sostenere Telepace è quella della messa domenicale in chiesa, luogo dove si ritrovano le comunità. La storia dell'emittente d'altra parte è unita a quella della sua gente, è fatta di incontri, di attenzione al territorio, di una comunicazione spesa per il bene, dove non c'è spazio per i muri, le polemiche, i toni accesi. Come ha ricordato il Vescovo, per i 29 anni della televisione, Teleradio Pace è a servizio non soltanto della Chiesa, ma del Tigullio e di chi ci vive. Ha scelto di essere comunitaria, vive cioè in quanto desiderata e sostenuta dalla sua comunità. Ad esempio con l'aiuto dei tanti volontari, volti e storie preziose che hanno costruito l'ossatura dell'emittente diocesana con il loro tempo e con il loro affetto. Adesso è l'ora di guardare al futuro e alle nuove difficili sfide del digitale. Per tutto questo, per pregare, per aiutare Telepace con una piccola offerta, domani si tiene in diocesi la giornata dedicata all'emittente, alla quale hanno aderito numerose parrocchie del territorio. L'obiettivo è che ogni giorno le notizie del nostro telegiornale, le rubriche, gli approfondimenti e i momenti di preghiera continuino ad arrivare nelle case, nei luoghi di lavoro e di riposo, con la sua impostazione rivolta al bene. Quella di trovare non soltanto i grandi avvenimenti, ma la quotidianità del nostro territorio. È bellissimo quando vedo i bambini con le loro attività di volontariato, tutti hanno voce in Telepace e ogni avvenimento che riguarda queste nostre realtà viene sottolineato, riceve voce, questo è bello, molto bello, e ci dice che il mondo è davvero ancora teatro di bontà. E vi ricordo che sul sito teleradiopace.com potete trovare l'elenco completo delle parrocchie che hanno aderito alla giornata di domani. Altre faranno la giornata di Telepace il prossimo 9 giugno, altre ancora il 7 luglio. E nella solennità dell'Ascensione, domenica in cui si celebra anche appunto la giornata a sostegno di Telepace, le nostre telecamere saranno accolte nella comunità parrocchiale di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Riprendiamo il nostro cammino di conoscenza delle diverse realtà diocesane nella popolazione parrocchia sestrese guidata da Don Marco Torre. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 2 giugno dunque la Santa Messa in diretta alle 11 dalla chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante su Telepace 2 al canale 85 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. La Val di Vara celebra domani il suo patrono Sant'Antonio Maria Gianelli. Nel paese natale del santo, Cerreta di Carro, domani mattina le messe saranno celebrate alle 7 e alle 11. Alle 16 l'Eucarestia sarà presieduta dal Vescovo della Spezia, seguirà la processione. Saranno presenti le confraternite della Val di Vara. La festa, organizzata dalle suore gianelline, prevede l'allestimento di stand lungo tutto l'arco della giornata. Una 3 giorni all'Isola d'Elba sul tema della bellezza è la proposta del settore giovani dell'Azione Cattolica della nostra diocesi, rivolta ai ragazzi di prima, seconda e terza superiore delle parrocchie del territorio. L'iniziativa si svolgerà dal 26 al 28 giugno e ci sono ancora posti disponibili. Per le iscrizioni ci si può rivolgere agli animatori delle proprie comunità parrocchiali.
Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Giuseppe Merciari e Lina Cassanello, i due coniugi, hanno celebrato le nozze d'oro nella chiesa parrocchiale di Santa Sabina a Trigoso con parenti e amici. Con loro c'erano le figlie Patrizia e Cristiana e con le loro famiglie. La Santa Messa è stata celebrata dal parroco Don Enzo Frisino. A loro vanno le felicitazioni da parte di Telepace. È giunto alla seconda edizione il concorso letterario Cibo e Cultura promosso dall'Istituto Caboto e dall'Accademia del Turismo. Questa mattina alla Società Economica si è svolta la cerimonia di premiazione. Presidente di giuria lo scrittore Francesco Brunetti. Il cibo è cultura, storia e tradizione, ma anche incontro tra generazioni. Per questo Istituto Caboto e Accademia del Turismo hanno spinto gli studenti a scrivere delle storie o inventare delle ricette. 3 le sezioni, una di racconti brevi per gli under 18, una alla quale hanno partecipato gli adulti, una di ricette mirate all'utilizzo di prodotti tipici del territorio. A vincere cuore, fantasia e tradizione. Nei racconti dei giovani prevale la visione, giustamente, una visione in qualche modo ottimistica, no? I colori, le luci, i sapori, i profumi delle città, comprese anche città vicine a noi, di persone giovani ma che hanno già vissuto all'estero, e nelle persone adulte invece prevale il ricordo. Il progetto è giunto alla seconda edizione e rafforza il legame tra le due scuole del territorio, Caboto e Accademia del Turismo. Nasce questo legame in maniera naturale, diciamo che alle spalle c'è sempre il villaggio del ragazzo col quale noi avevamo da tempo una collaborazione. Abbiamo trovato un terreno ideale e quindi andiamo avanti. Per i racconti brevi, nella sezione giovani ha vinto Martina Prostamo del CIF Formazione Genova, per gli adulti Liliana Bucciarelli, premio speciale pari merito per Patrizia Scarlassetta e Chiara Rosatelli. Per la ricetta, premiati a pari merito Alessandro Albergatore e Giovanni Guidi. Quest'ultimo si è inventato il raviolo all'arziglio di mare. L'arziglio è un profumo che si sente quando c'è mareggiata, spiega, un misto di sale e iodio. Consiste in un raviolo con un ripieno di pesce, con carciofi trifulati e un ciupin, che praticamente è una salsa con gli scarti di pesce che si mette sul letto per accompagnarli. E la giornata conclusiva del Festival della Parola si aprirà domani alle 9:30 con le celebrazioni per la Festa della Repubblica all'Agorà della Parola in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Alle 11 l'intitolazione della fontana di Piazza Matteotti ad Elena Bono. Nel pomeriggio alle 17 alla Società Economica l'incontro con il poeta Davide Rondoni sui 200 anni dall'infinito di Giacomo Leopardi. Alle 18 Angelo Panebianco affronterà il tema della Costituzione della Repubblica Italiana all'Auditorium San Francesco. Mentre alle 18:30 si parlerà del tema del dialogo all'Agorà della Parola con Giorgio Paolucci e Farouk Wael. Alle 21:30 l'incontro conclusivo del Festival della Parola con Vittorio Sgarbi, come sempre in Piazza Nostra Signora dell'Orto, nella tensostruttura dell'Agorà della Parola. Dal 3 al 7 giugno si svolgerà a Casarza Ligure un workshop intensivo dedicato alla valorizzazione del paesaggio della Val Petronio, risorse minerarie, patrimonio culturale, sistema integrato di spazi verdi urbani e nuovi itinerari culturali. L'iniziativa vedrà protagonista un gruppo di studenti del corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio e coinvolgerà 4 università: l'Università di Genova, il Politecnico di Torino, l'Università di Torino e l'Università di Milano. Gli studenti provenienti da varie parti d'Italia effettueranno rilevamenti e sopralluoghi per raccogliere dati e poi avranno un mese di tempo per poter formulare i loro progetti. Nell'ambito del workshop sono organizzati anche alcuni seminari aperti al pubblico che si terranno ogni pomeriggio a partire dalle 17 a Villa Sottanis. Giovedì 6 giugno alle 17:45 la chiusura del progetto e la presentazione delle prime osservazioni. Ma vediamo insieme quali sono tutti gli altri appuntamenti in programma per domenica e lunedì. Domenica 2 giugno ci sarà la Fiera dell'Ascensione a Lavagna con appuntamento dalle 8 alle 20 in Piazza Podestà in via Ponte della Maddalena nel quartiere della Madonna del Ponte. Rapallo celebra il 72esimo anniversario della Festa della Repubblica. Alle 9:30 raduno dei partecipanti in Piazza delle Nazioni. Seguirà il corteo diretto alla Basilica dei Santi Gervasio e Protasio dove sarà celebrata la messa. Alle 17 tradizionale concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo in piazzetta Davigo. Come ogni domenica dalle 10 alle 12 è possibile visitare le sale del Museo Diocesano nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari in Piazza Nostra Signora dell'Orto.
per tutto l'arco della giornata. I giardini Mariele Ventre di Sestri Levante ospitano Segesta Antiquaria, la mostra mercato dell'antiquariato che si tiene ogni quarta domenica del mese per tutta l'estate fino a settembre. Ultimo giorno per la manifestazione Lavagna in festa. Dalle 10 in via Cavour, mostra mercato di prodotti agroalimentari e mostra dell'artigianato in via Nuova Italia. Dalle 10.30 in piazza Vittorio Veneto, distribuzione delle Gazzette Pin e sfilata itinerante della banda cittadina, che alle 11 terrà un concerto nei giardini della Torre del Borgo. Alle 17 in via Nuova Italia, videoproiezione a cura di Francesca Marini, via Grande, un cammino di condivisione. Seconda giornata Varese Ligure per il Valle Bio Festival. A partire dalle 11 nelle vie del Borgo si incontrano produzioni, tradizioni e genuinità. Le famiglie e i volontari di ANGSA Liguria saranno presenti anche a Chiavari in piazza Matteotti per tutta la giornata per far conoscere l'associazione che si occupa di integrazione di persone con autismo. Saranno distribuite le tradizionali piantine aromatiche e le ceramiche decorate dai ragazzi con autismo del territorio. Un pomeriggio fra gioco e musica al Parco delle Fontanine di Rapallo, con laboratori a partire dalle 14.30 ed il racconto delle meraviglie della Valle del Tuia a cura dell'Associazione Amici dei Sentieri. Partirà alle 15 dall'atrio di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure la visita guidata alle sale della villa, ai giardini e al percorso delle gallerie del parco. Informazioni e prenotazioni allo 0185 472637. Per la 46esima edizione del Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore a Recco alle 16 nel Santuario di San Michele, concerto del Coro Aurora della Scuola Primaria Descalzi di Genova e delle piccole voci del Laboratorio Voci Bianche del Conservatorio Paganini. Alle 21 in piazza San Siro a Santa Margherita Ligure, tradizionale concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita per la Festa della Repubblica, un concerto diviso in 4 parti che rappresenteranno i diversi momenti storici, sociali e culturali del paese. Uni3 di Lavagna porta a Chiavari la commedia musicale Happy Days Sorriderai per la regia di Sara Vergnano, in scena la compagnia teatrale Aras, appuntamento alle 21 al Teatro Caritas. Lunedì 3 giugno alle 11 gli studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo saliranno sul palco del Teatro delle Clarisse per la terza edizione di Licetis Got Talent. Lo spettacolo si compone di esibizioni singole o in coppie e di 2 testi teatrali. Alle 20.45 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante appuntamento con Mondovisioni, i documentari di Internazionale. Nella Sala Agave sarà proiettato il film Under the Wire di Chris Martin. Siamo allo sport, il calcio. Per festeggiare il ritorno in Serie B, la Virtus Entella ha dato appuntamento a tutti i suoi amici e sostenitori nei padiglioni della Colmata Mare di Chiavari. Un aperitivo ed un momento di incontro per ringraziare dell'affetto verso la squadra biancoceleste e anche per iniziare a progettare insieme il futuro. Nessuna rivoluzione è stata annunciata dal presidente Gozzi, che proprio un anno fa in quella stessa sede aveva invitato i tifosi a stare vicino alla squadra. Presidente, a un anno di distanza era giusto rivederci. Sì, perché l'anno scorso avevamo chiamato i tifosi per brindare a una retrocessione e per parlare a loro di quello che era successo e per chiedere loro di sostenerci anche in un momento difficile. Però mi sono andato a risentire il discorso che avevo fatto allora e avevo promesso che ce l'avremmo messa tutta per ritornare subito in Serie B. Ci è andata bene. È stato un anno pieno di emozioni, vissuto in una maniera frenetica perché anche i tempi sono stati così ristretti, no? Un anno concentrato in pochi mesi, è una gran fatica per tutti perché sembra che ci sia solo la squadra, ma invece tutti quelli che ci sono dietro a lavorare fanno fatica quando i tempi sono così concentrati, però poi il risultato ripaga di tutto. Mateazzi, Superbi e lo stesso Boscagli allenatore sono al lavoro per l'anno prossimo. Sì, naturalmente come sempre l'allestimento di una squadra per la Serie B è una bella sfida, non dobbiamo fare rivoluzioni, abbiamo bisogno di un po' di giovani molto bravi, abbiamo bisogno di un mix tra esperienza e gioventù e cercheremo di fare una squadra competitiva.
Invece l'altra parte dell'Entella, il cuore che insomma della solidarietà, che cosa penserà per l'anno prossimo? Qualcosa ci dobbiamo inventare, perché sono 2 anni, oramai sono quasi 2 anni che siamo senza il teatro cantero, bisogna lavorare con delle idee alternative. Ci studierò sopra, perché non è facile senza teatro, però si può fare. Bene, allora buona estate, saremo sempre in contatto, riuscirete a fare qualche ferie insieme? Certamente sì. Assolutamente, certo. E in questo fine settimana si disputeranno diversi tornei di calcio riservati alle categorie giovanili. Al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, 6° torneo Mario Santo Nicola e 5° Memorial Raffaele Ghirardelli. Le gare anche nella giornata di domani con le leve esordienti 2006, Pulcini 2008, Pulcini 2009-2010, primi calci 2011-2012. 21 le squadre iscritte e oltre 200 i giovani coinvolti. A Santa Margherita Ligure le gare del 9° Memorial Maurizio Pesce, a Sesta Godano al Parco Pertini nel complesso del campo da calcio area sportiva, 4° torneo calcistico organizzato dall'Associazione Sportiva Sesta Godano, coinvolte una ventina di squadre. Sarà l'occasione per l'esordio della nuova squadra Piccoli Amici 2011-2012. Si è concluso con il saggio finale il corso di attività motoria di base promosso dalla Scuola dell'Infanzia di Varese Ligure. Protagonisti bambini che hanno partecipato alle lezioni curate dalle insegnanti, con il supporto tecnico degli istruttori giovanili Adriana ed Enrico. Dopo la sfilata con striscione e bandiere, i piccoli atleti si sono esibiti nella palestra comunale in giochi di abilità motoria, in cui hanno evidenziato le singole capacità raggiunte e la fantasia creativa tipica dell'età, il tutto seguito con grande interesse e partecipazione dai genitori e da tutto il personale della Scuola dell'Infanzia. Tutti i bambini del corso sono stati premiati con una medaglia a ricordo. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. Vi ricordo per la giornata di domani le nostre dirette alle 11 sul canale 85 Telepace 2, la diretta dalla chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante per la Santa Messa domenicale, trasmessa su Telepace appunto dalla parrocchia sestrese. Vi ricordo inoltre le dirette per il viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania, domani è l'ultima giornata, e infine dalle 18 sempre su Telepace 1 al canale 15 la Santa Messa nella solennità dell'Ascensione dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. La nostra informazione ritorna invece lunedì mattina alle 7:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica.